Cittadini esasperati, arrende per l'emergenza idrica. Il sindaco ai nostri microfoni attacca la Sorical e intanto un telespettatore ci ha inviato le immagini della dispersione d'acqua, fenomeno diffuso in Calabria. Furto sacrilego nella notte nella chiesa di Trebisacce. Ignoti hanno asportato il tabernacolo con le ostie consacrate. L'appello del vescovo Savini ai responsabili: restituitelo. Ho sempre contrastato e denunciato le famiglie di 'ndrangheta perché sono un uomo libero. Lo sfogo dell'ex sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. Il sindaco di Siderno Fuda chiede il risarcimento al Ministero degli Interni per i danni causati in città dai commissari. Continua la lotta dei sindaci della Locride per garantire i servizi sanitari nel territorio, i primi cittadini a Roma. Dopo 2 mesi di assenza, la bambina di Santo Stefano di Rogliano torna a scuola. Il problema è lo scuolabus, conferenza stampa del sindaco a cui ha preso parte il papà della piccola. Intervento della squadra volante di Cosenza in pieno centro per sedare una rissa, denunciati 4 romeni. Sold out per lo spettacolo di Ale Franz al Politeama di Catanzaro. L'ironia irresistibile degli artisti conquista il pubblico. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque torniamo ad occuparci della carenza idrica, una situazione davvero drammatica, giorni e giorni senza acqua, i cittadini del Cosentino sono disperati, arrende nei quartieri di Roges e Quattro Miglia, in particolare Rubinetti a secco. Il sindaco Manna intima alla Sorical di aumentare la portata e chiede al prefetto di intervenire. La regione intanto ha stanziato dei fondi per intervenire sulla rete idrica per limitare la dispersione, un fenomeno che incide e non poco sulla disponibilità del prezioso liquido. Sentiamo Gianluca Pasqua. Il comune di Rende, il comune di Cosenza, tutti i grandi comuni serviti dall'Abate Marco hanno una fornitura molto più grande del fabbisogno. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ascolta le parole dell'ingegnere Vigianni della Sorical e ha un sobbalzo. Il primo cittadino, solo pochi giorni fa, ha intimato alla Sorical di aumentare la portata fino a 208 litri al secondo. Non siamo affatto nella norma. Questo lo sanno tutti i cittadini di Rende, tutti i cittadini dell'area urbana, sta soffrendo l'intera provincia di Cosenza per tutta una serie di problemi che ci sono, ma oggi c'è l'esigenza di dare un bene primario ai cittadini. Mi sono rivolto al prefetto e ho emesso una ordinanza. Acque Potabili ci ha comunicato che al di sotto dei 208 litri al secondo di acqua Rende va e l'impianto di Rende va completamente in crisi. Siamo adesso, io ho sentito il presidente Tenuta e mi ha detto che in questo momento la rilevazione è 192 litri al secondo, siamo in piena crisi. L'emergenza idrica in provincia di Cosenza, ce lo ha detto la Sorical ieri, durerà ancora per settimane, forse mesi. Poi finalmente la pioggia che sta cadendo in questi giorni tornerà utile restituendo ai cittadini il prezioso liquido. Intanto, nelle case di tanti, i rubinetti sono a secco da giorni. I cittadini chiedono almeno di conoscere i turni di erogazione per i diversi quartieri. Si è operato per far arrivare l'acqua nei quartieri di Roges e in queste ore dovrebbe arrivare, bloccando 4 miglia. Acque Potabili mi ha comunicato che c'è una informazione che viene data proprio in questi momenti ai cittadini con i turni che vengono fatti per l'erogazione nei vari quartieri. Cioè siamo in una situazione particolarmente drammatica. Bisogna per credo ancora un mese e mezzo convivere con questo problema. È evidente che tutti devono rispettare i ruoli che hanno. Acque Potabili dovrà dare tutta la informazione possibile ai cittadini. La Sorical chiama in causa i comuni per eccessiva dispersione. Basteranno i fondi destinati dalla Regione per far sì che il 2017 resti un anno orribile e irripetibile. I tecnici già hanno avviato tutti i rilevamenti dove ci sono le perdite e quant'altro, sono fonti sufficienti per intervenire e già si sta progettando quella che è l'azione che deve essere fatta in tempi brevi per intervenire. Intanto, a proposito di dispersione, guardate cosa ci ha inviato un nostro telespettatore. Le immagini si riferiscono alla perdita in atto da giorni in località Piela Silica nel territorio di San Marco Argentano.
L'acqua, riferisce il telespettatore, proviene dalle condotte dell'Abate Marco e si perde così invece di arrivare nelle case dei cittadini. Furto di ostie consacrate in una chiesa di Trebisaccio, il vescovo Savino lancia un appello affinché il tabernacolo venga restituito. Allarme e preoccupazione a Trebisaccio dopo il furto sacrilego compiuto la notte scorsa nella parrocchia San Vincenzo Ferrer. Ignoti hanno messo a soqquadro la chiesa, rovesciando una statua della Madonna. Cassetti e mobili della sacrestia sono stati scassinati, all'interno solo pochi spiccioli, quelli delle offerte, ma non solo. Chi si è introdotto nell'edificio di culto ha portato via, strappandolo dal muro, il tabernacolo con le ostie consacrate. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri di Trebisacce. Intanto c'è l'intervento di Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano, il quale sottolinea: l'atto già di per sé ignobile ci ferisce e ci addolora. Il corpo di Cristo, dono preziosissimo per tutti, cibo per la vita e pane consacrato, è custodito in un tabernacolo prezioso come una cassaforte soltanto per quanto contiene. Monsignor Savino poi rivolge un appello ai responsabili dello scasso affinché questa cassetta tabernacolo venga restituita e custodita per l'adorazione. Intanto, aggiunge Monsignor Savino, in ogni chiesa della diocesi preghiamo insieme in riparazione del gesto sacrilego compiuto senza la consapevolezza che anche in un frammento di ostia consacrata ci siamo tutti, perché c'è il tutto, il Cristo Signore con la sua chiesa. Anche il sindaco della città, Franco Mundo, recatosi subito sul posto, ha espresso sconcerto e indignazione per il grave e sacrilego gesto. Conferenza stampa dell'ex sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio e l'amaro sfogo dell'ex primo cittadino che dice: sono una persona per bene e i miei cittadini lo sanno. Aldo Alessio, ex sindaco di Gioia Tauro per varie legislature, molto conosciuto in città ma non solo in città per aver condotto una battaglia contro l''ndrangheta. Le sue amministrazioni sono costituite parte civile in vari processi istruiti dalla direzione distrettuale antimafia. Il pentito Pietro Misiani Mezzacuva, che è cognato dei Molè, in un verbale ha detto che lei da sindaco, da candidato a sindaco, con la sua scorta si è recato presso la massaria della famiglia Molè per chiedere voti. Adesso fa marcia indietro, in una lettera inviata al suo avvocato dice: io non c'entro nulla, è tutta una bufala. Ma io cosa devo dire? Io devo solo chiedere giustizia, che venga fatta giustizia su questi avvenimenti. Io sono una persona onesta, l'ho sempre dimostrato con il mio lavoro, con il mio decoro, con la mia dignità e con la mia onorabilità. E su questo terreno sfido chiunque a poter dimostrare l'esatto contrario. I cittadini di Gioia Tauro possono essere e si possono ritenere orgogliosi di aver avuto un sindaco come me, che li ha saputo rappresentare a testa alta, con la schiena dritta, con dignità e onore. Sindaco, questa lettera, se corrisponde al vero, è una pagina nera della democrazia nel nostro Paese. Non spetta a me verificare la veridicità di quella lettera, spetta alla direzione distrettuale antimafia fare in modo che quel fascicolo vuoto che mi riguarda si riempia di contenuti e che venga resa giustizia all'uomo Aldo Alessio e alla città di Gioia Tauro. Dopo questa brutta esperienza continuerà ancora a occuparsi di questa città? Se la città avrà bisogno di me, io sono qui per servirla. Il sindaco di Siderno Fuda chiede il risarcimento al Ministero degli Interni per i danni causati in città dai commissari. Il Ministero degli Interni dovrà risarcire l'amministrazione comunale di Siderno. Lo ha dichiarato ieri sera durante un incontro pubblico il senatore e sindaco della città Piero Fuda. Fuda, che è intervenuto ad una manifestazione di Fratelli d'Italia organizzata proprio nella sala del Consiglio Comunale, alla quale era presente tra gli altri il consigliere regionale Orso Marso, è scattato in maniera simpatica o comunque garbata quando proprio l'esponente di Fratelli d'Italia ha detto: mi auguro che l'amministrazione comunale non venga sciolta. Il riferimento era all'accesso della commissione prefettizia inviata proprio dal prefetto di Reggio Calabria poche settimane fa. E qui Fuda ha interrotto brevemente Orso Marso affermando: l'amministrazione comunale non sarà sciolta, anzi dico di avere dato mandato ai legali di avviare
procedura di risarcimento nei confronti del Ministero degli Interni per i danni provocati dai commissari. Il sindaco di Siderno faceva riferimento alle fasi di commissariamento che hanno preceduto il suo arrivo alla guida del governo cittadino avvenuto nel maggio del 2015. Fuda ha anche aggiunto quanti sarebbero i danni provocati dal commissariamento secondo la sua valutazione e ha parlato di una cifra che si aggira sui 13 milioni di euro. Insomma, una polemica sull'asse Siderno-Roma che diventa sempre più aspra. Continua la lotta dei sindaci della Locride per garantire i servizi sanitari nel territorio, i primi cittadini a Roma. I sindaci della Locride voleranno martedì a Roma per effettuare un sit-in di protesta davanti a Palazzo Chigi. L'obiettivo dei primi cittadini è quello di suscitare l'attenzione del governo centrale sulle criticità della sanità del comprensorio. Da tempo i sindaci si attivano per controllare il sistema sanitario locrideo, denunciando una situazione non più tollerabile. Gli utenti non sono garantiti, non certo per colpa del personale medico e paramedico, e quella che manca, sostengono i primi cittadini, è proprio un'offerta sanitaria, con l'indebolimento ulteriore dell'ospedale di Locri che da tempo è al centro anche di vibrate proteste da parte del primo cittadino del centro ionico, Giovanni Calabrese. Il sindaco ovviamente in più occasioni ha espresso i suoi timori circa la chiusura della struttura ospedaliera, una delle più grandi del meridione, oggi peraltro con una capacità ricettiva molto limitata. Martedì a Roma i sindaci dovrebbero esserci tutti, comunque corposa sarà la delegazione, chiederanno interventi immediati. Già da tempo sollecitano il direttore generale dell'ASP di Reggio Brancati e il commissario Scura ad assumere provvedimenti. Ieri intanto sopralluogo in ospedale per fare un punto ulteriore sullo stato delle cose che lascia non poco scoraggiati. Adesso una riflessione sulla situazione politica che attraversa la nostra regione, dalla sanità ai precari, per non parlare della povertà e delle aziende che si dibattono tra mille problemi. Spira forte il vento elettorale, lo si percepisce dall'improvviso attivismo di parole del governo della regione. Si moltiplicano infatti le iniziative per annunciare progetti di là da venire. Ce n'è per tutti e per ogni genere di aspettativa. È probabile, finanche, che nei prossimi giorni venga annunciata la creazione di una piattaforma su Marte, dove tenere magari le riunioni di giunta. Poi l'elenco è completo. Intanto, mentre si proiettano parole, frasi, concetti e sogni, i problemi della Calabria aumentano, senza che vi sia la più pallida idea di come affrontarli per risolverli. Si promettono milioni di euro in arrivo, ma dei soldi nemmeno l'ombra. Si fa un gran parlare dei fondi comunitari, immaginati come la panacea per tutti i mali, salvo poi constatare che i bandi non ci sono e quei pochi messi in circuito o sono sbagliati o finiscono nel mirino delle contestazioni. I pochi decreti passati indenni magari verranno consegnati agli amici degli amici a urne chiuse. Tutto questo mentre aziende calabresi annaspano e si dibattono tra mille problemi. Per non parlare della sanità, dove tra l'annuncio di un nuovo ospedale e l'altro il sistema non solo non è migliorato nell'offerta dei servizi, quanto i segnali sono di un netto peggioramento. È una Calabria sofferente, triste, ancora una volta presa in giro da un sistema politico votato ai faremo, realizzeremo, cresceremo. Tutto questo mentre la povertà aumenta. Il lavoro non c'è e sempre più giovani varcano i confini della Calabria in cerca di occupazioni. Ma tanto importa poco. Ciò che conta è annunciare, annunciare, annunciare. Torniamo alla cronaca. Pericolo di crollo colposo è l'ipotesi di reato che ha portato al sequestro della strada franata il 23 gennaio scorso a Girifalco nel Catanzarese. A disporre il sequestro è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha anche iscritto nel registro degli indagati 12 persone. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Girifalco assieme ai colleghi del comando provinciale. La frana, ricorderete, ha provocato la chiusura del vicino liceo scientifico
Filippo Ettore Majorana. Il 7 novembre scorso il responsabile della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi, dopo aver effettuato un sopralluogo nella zona della frana, ha trasmesso una relazione al Comune di Girifalco e alla Procura di Catanzaro, evidenziando la presenza di fratture nel suolo, sintomo di un fenomeno ancora attivo. Incidente stradale questa mattina lungo la statale 106 Ionica nel territorio di Montepaone. Un furgone si è scontrato per cause in corso di accertamento con un camion, prendendo subito fuoco. Il conducente del furgone ha subito ferite gravi per le quali si è reso necessario il suo ricovero nell'ospedale di Soverato, dove è stato trasferito con un'ambulanza del 118. Sul luogo dell'incidente i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Se danno una rissa in centro città a Cosenza, denunciando i 4 protagonisti, gli agenti delle volanti della questura Abruzia sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Guido d'Orso, denunciando in stato di libertà un 36enne, 2 39enni e un ragazzo di 45 anni, tutti di nazionalità romena, per rissa scoppiata all'esterno di un locale. A causare lo scontro futili motivi e contrasti fra connazionali. 6 persone sono state arrestate a Crotone dalla polizia con l'accusa di essere responsabili del ferimento con una coltellata ad una gamba ed una bastonata di un fruttivendolo avvenuto il 31 ottobre nel centro cittadino. Gli arresti, 2 in carcere e 4 ai domiciliari, effettuati dalla mobile in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Crotone. Il ferimento sarebbe da collegare a contrasti per motivi di vicinato. Il gruppo di Gioia Tauro della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per un importo di poco inferiore ad 1,5 milioni di euro nei confronti di una società che avrebbe percepito indebitamente finanziamenti pubblici in base alla legge 488. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto è emerso, i titolari della società avrebbero messo in atto un sofisticato sistema di frode perpetrato anche con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 3 persone di 28, 25 e 27 anni sono state arrestate dalla squadra mobile di Catanzaro perché condannate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata a traffico di droga, furto, rapina e detenzione illegale di armi. I provvedimenti eseguiti su disposizione dell'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catanzaro costituiscono l'esito della sentenza emessa il 6 luglio 2016 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, divenuta definitiva a seguito del pronunciamento della Cassazione. Ci spostiamo a Santo Stefano di Rogliano, nel Cosentino. Dopo 2 mesi Maria Concetta, la bambina di 9 anni che abita in località Foresta, torna a scuola. Oggi la conferenza stampa del sindaco, a cui ha preso parte anche il papà della bambina. La buona notizia è che Maria Concetta è tornata a scuola, lo ha confermato il papà ai nostri microfoni. La bambina, che ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, abita in località Foresta di Santo Stefano di Rogliano, siamo nel Cosentino. Lo scuolabus non arriva a casa sua e per quasi 2 mesi la piccola non ha indossato il grembiulino e il fiocco verde di 4ª elementare, insomma non è andata a scuola. Stamattina è stata il sindaco della città del Savuto in una conferenza stampa a spiegare che cosa è accaduto. Che non abbiamo i mezzi, abbiamo infatti affidato il servizio scuolabus a una ditta esterna e abbiamo fatto 2 proposte. Una quella di un compenso economico di 800 euro per tutta la durata dell'anno scolastico, che corrisponderebbero a 90 euro al mese. Oppure la fermata intermedia, dove il pulmino può arrivare tranquillamente per i 200 giorni dell'anno scolastico, che dista da scuola 2 chilometri, da casa della bambina praticamente sarebbe stata una differenza, ci saremmo divisi la distanza. Ad oggi sono passati, vi parlo del 22 settembre, ad oggi non abbiamo avuto risposta per quanto riguarda se accettano o meno la nostra proposta. All'incontro con i giornalisti anche il papà di Maria Concetta, che ha spiegato perché non può accettare la proposta del comune. Perché innanzitutto quella dei 90 euro, cioè 90 euro al mese non sono niente, perché io devo attivare un'altra macchina per fare il trasporto, cioè praticamente mia moglie dovrebbe stare tutti i giorni a fare questo trasporto e quindi non è possibile, cioè non ce la faccio economicamente con 2 macchine fare tutte queste cose. Stiamo facendo, ad esempio, oggi non sono andata a lavorare, ho fatto questo trasporto e quindi
Quando posso lo faccio, quando non lo posso, non posso farlo, non ci va. Una vicenda dolorosa in cui la scuola è parte integrante. La dirigente dell'Istituto Comprensivo, Mariella Chiappetta, ha detto che la scuola è disponibile ad anticipare e posticipare l'ingresso in aula, a predisporre un progetto per far recuperare alla piccola il tempo perduto. Speriamo ci possa essere presto un lieto fine per questa storia. Nonostante le posizioni distanti, infatti, la priorità per tutti resta quella di garantire il diritto all'istruzione della piccola. L'associazione di volontariato Marco Rendace continua la sua opera a sostegno della pediatria di Cosenza per contribuire al potenziamento e al miglioramento dell'assistenza medica per i piccoli pazienti del reparto. L'associazione, nata in memoria del piccolo Marco, ha organizzato per domani, domenica 12 novembre, il secondo raduno Marco Rendace, camminata per il centro storico. L'iscrizione alla manifestazione avviene attraverso la donazione di un contributo volontario che questa volta verrà destinata alla frequenza di un master in terapia del dolore e cure palliative e di un master in formazione rianimazione pediatrica, oltre che alla frequenza di corsi di formazione finalizzati al raggiungimento della piena funzionalità del nuovo reparto di terapia intensiva ad alta specialità pediatrica di recente attivato presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Il raduno per la partecipazione alla camminata è fissato per le 8:30 a Piazza dei Bruzzi, la partenza invece alle ore 10. Lo spettacolo adesso ci porta a Catanzaro, sold out per lo show di Ale Franz. Sei di Catanzaro? No. Conosci qualcuno a Catanzaro? Ma più o meno. Io sto cercando una persona. Chi? Oggi il prete ha detto che Dio è ovunque, allora sono venuto qui a Catanzaro, che è una città abbastanza raccolta, perché ho pensato, forse è più facile che lo incontri. Hai fatto bene a cercare Dio a Catanzaro, perché Dio a Roma non lo troveresti mai, è troppo grande. E anche a Londra, per via della lingua, no, per via della nebbia, là non si vede nessuno. Si chiama Tanti lati latitanti ed è lo spettacolo che Ale e Franz hanno portato in scena al Politeama di Catanzaro. Ogni incontro nasce da una coppia, ogni dialogo nasce da un incontro, a ogni azione verbale non corrisponde una risposta, quella dell'altro. È così che si esplora il mondo delle relazioni a cui Ale e Franz come coppia da sempre si ispirano. Lati tanti e tanti uomini in scena che fanno ridere con la loro unicità e umanità. Uno spettacolo della maturità che i due comici ci spiegano così. È uno spettacolo un po' più della maturità, non siamo più ragazzini, quindi è uno spettacolo un po' più strutturato. Poi in teatro comunque è un percorso che stiamo facendo da tanti anni e ci piace sempre voltare pagina e ricominciare da zero, raccontando cose nuove. Abbiamo così tanti personaggi in questo spettacolo, così tante coppie, tanti incontri che appunto si moltiplicano i lati delle persone e a volte questi lati latinano. In chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'area di bassa pressione presente sul canale di Sicilia nelle prossime ore evolverà velocemente verso la Libia. Ciò nonostante continuerà a favorire una debole a più moderata stabilità sui versanti ionici della nostra regione. All'inizio della prossima settimana, invece, la nostra regione sarà interessata da un marcato peggioramento causato dalla discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia che sull'Italia favorirà la formazione di un profondo vortice di bassa pressione che causerà piogge abbondanti, specie sui versanti tirrenici, e il ritorno della neve sui monti. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cieli da poco a parzialmente nuvolosi sui versanti tirrenici, senza fenomeni degni di nota. Sui versanti ionici, cieli parzialmente nuvolosi con possibili deboli piogge. Temperature stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Domenica, mari generalmente poco mossi sul Mar Tirreno, con venti in regime di brezza. Molto mosso o agitato il Mar Ionio, ad esclusione del Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso con venti moderati dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.